Si rimettono a posto le cose all'osservatorio di Vittorio Veneto dopo la ressa di cittadini che ieri sera è venuta qui ad ammirare la luna rossa. Soddisfazione ma anche qualche scusa da parte del Presidente. Abbiamo contato sicuramente più di 700 persone, sappiamo che molti non sono riusciti ad arrivare perché la strada è stretta. Ci scusiamo con tutti, quelli che sono venuti all'osservatorio credo che siano rimasti piuttosto contenti. Il tempo ha tenuto, qualche nuvola non ha impedito di vedere la luna rossa, Giove, Saturno, Marte e anche Venere addirittura in prima serata. Una situazione che si è ripetuta in ogni osservatorio grande o piccolo della Marca del Veneto. Questi sono alcuni scatti da Treviso, della terrazza del Collegio Pio X, sede degli astrofili trevigiani. Un vero e proprio successo, soprattutto per i più giovani, affascinati dalla volta celeste. La gente si alterna tra il telescopio sulle eclissi lunari, il telescopio su Saturno e l'altro su Giove. La Luna è sempre in grado di esercitare un fascino profondo. È sicuramente l'oggetto più bello da vedere, insomma, questo sì. Ci chiedo più che altro le caratteristiche, come si verificano le eclissi. Queste sono le domande che fanno principio e poi vogliono vedere al telescopio. Ed ora il prossimo appuntamento è per Ferragosto. Naturalmente ci sono le lacrime di San Lorenzo il 10, 11, 12 agosto, poi ci saranno le Leonidi a novembre, ma direi che ogni periodo, ogni stagione ha i suoi oggetti particolari da vedere. E da ieri sera in tutte le forme di comunicazione, dai social a WhatsApp, è stato uno scambio continuo di immagini dello spettacolo celeste Pardon Rosso. Un colore che, seppur siderale, inevitabilmente ha richiamato più di qualche battuta anche a sfondo politico. L'abbiamo intitolata la notte di ieri sera La notte rossa, perché la luna rossa, colorata di rosso dalla luce del sole che filtra attraverso l'atmosfera terrestre, Marte pianeta rosso, ho detto a qualcuno che mi stava ascoltando, forse è l'unica notte di sinistra in Italia.